Tragedia sui cieli del Grappa, dove un pilota tedesco di 86 anni, Jürgen Vogt, è precipitato nel giardino di un'abitazione lungo la strada che porta in Valle Santa Felicita a Romano Dezzolino, perdendo la vita. Un volo di centinaia di metri, l'uomo esperto di volo libero era decollato poco prima dalla stella alpina all'altezza del 13° tornante in comune di Borso del Grappa. Avrebbe però commesso un errore, risultato fatale, come ci racconta Silvia Alessi, pilota e volontaria dell'associazione Volo Libero Montegrappa. Il pilota è partito con l'imbrago non ha chiuso i moschettoni dell'imbrago. E questo cosa comporta? Questo comporta che il pilota sostanzialmente rimane appeso per le braccia. Nel momento in cui non riesce più a tenersi con le mani, scivola fuori dall'imbrago. Qualcuno ha provato ad avvertirlo? Allora, in decollo molti si sono accorti di questa cosa perché è stato subito evidente, quindi si sono messi ad urlare, hanno cercato di fermarlo sostanzialmente, però tenga conto che comunque hanno il casco, i piloti, può essere anche che non senta le persone attorno a lui, insomma, ecco. Sul posto il SUEM, anche con l'elicottero, che una volta constatato che per l'86enne non c'era più nulla da fare, è tornato alla base. I carabinieri, i vigili del fuoco che hanno recuperato la vela che Vogt aveva sganciato e che era rimasta incastrata a monte, mentre il pilota piombava davanti alla finestra della cucina di un'abitazione. Sotto shock la proprietaria. Diceva per fortuna che non c'erano i nipoti fuori. Sì, anche se non fosse successo male fisicamente, ma pensa che botta per due ragazzini di 12 anni a vedere una roba del genere. Infatti suo papà li ha mandati via subito, correte dentro, andate dentro. Ne vedete tutti i giorni tanti di parapendio? Tanti. Però insomma dai, una botta così, nessuno neanche non ti aspetti. Ancora Alessi spiega come questo genere di incidenti capiti maggiormente a chi ha una certa dimestichezza con la vela. Questo tipo di incidenti capitano purtroppo più spesso ai piloti esperti che non ai neofiti, purtroppo.